al via qui al Teatro San Francesco a Favara il Festival della canzone siciliana Rosa Balistreri, giunto alla terza edizione. La manifestazione è inserita nel contesto del premio Ignazio Buttitta promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Ecco, una nuova iniziativa che trova sempre un ampio riscontro anche dal folto pubblico che stiamo vedendo assistere alla manifestazione, che ricordiamo è durata tutta la giornata di oggi. Sì, il premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta è alla 19ª edizione, mentre il festival è alla terza edizione. E questo perché? Anzitutto perché il Centro Guttuso ritiene opportuno portare sempre delle innovazioni proprio per stimolare sempre di più i giovani. Ecco, è una edizione questa del festival dedicata alle scuole proprio perché l'insegnamento nostro va rivolto a loro. Vogliamo essere una forza propositiva assieme alle scuole, alle famiglie, per dire tutti assieme facciamo sì che questi giovani che in questo momento sono frastornati da tante cose, assoggettati da stimoli contrastanti, stimoli diversi, vogliamo dire, vedete che la realtà non è questa, la vera realtà è fatta di affetti, di sentimenti, e i sentimenti possiamo trovarli in quelli che erano i nostri avi che hanno lottato per voi, sono morti anche per loro. Ecco, il Centro Guttuso è questo, vuole portare avanti dei motivi non nuovi perché sono vecchi, ma nuovi nel senso di dire diversi da quello che la società di oggi propone. Prima di arrivare alla conclusione abbiamo altre due tappe. Sabato mattina l'incontro con gli studi superiori di Favara e avremo Ezio Noto, che praticamente è un cantastorie, uno scrittore, presenterà un suo libro. Martedì prossimo un convegno di enogastronomia e abbiamo anche il gemellaggio con un comune diverso, perché noi ogni anno coinvolgiamo una realtà diversa. Il tema del convegno di quest'anno è l'ulivo, l'olio, quindi quest'anno avremo Caltabellotta che ci accomuna la coltivazione, diciamo, dell'ulivo. E l'ultimo giorno, giorno 8, la conclusione, ci sarà la premiazione del concorso letterario e dei riconoscimenti che diamo a persone che si sono distinte nel campo artistico, culturale, politico e sociale e che fanno grande veramente questa nostra terra. Sono 14 le scuole che stanno partecipando a questa terza edizione del Festival della canzone Rosa Balistreri, sono delle scuole di primo grado, anche delle scuole superiori, ognuna delle quali ha scelto dei brani che riguardano la tradizione della musica popolare, ma anche dei brani più attuali. Il denominatore comune e comunque rimane quello della musica, della nostra sicilianità, e quello che ci rappresenta, perché riteniamo che le nostre radici sono molto importanti in tutti i casi e soprattutto in ambito musicale per quanto ci riguarda, perché noi ci occupiamo di musica. Siamo stati coinvolti dalla Presidente Lina Urso Gucciardino e abbiamo accettato con veramente per questo momento di ricreativo ma anche di convivenza tra tutte le scuole, tra tutti i giovani, con diciamo particolare entusiasmo. I ragazzi si sono preparati per affrontare il palco, perché spesse volte il palco li inibisce, e quindi siamo contenti di aver avuto quest'anno l'opportunità di partecipare.